Buongiorno, oggi proviamo a tornare su Fiamme Femmine, stavolta un'unità di GoPro nuova, grazie al papà di Laura. C'è un sacco di neve, fa abbastanza freddo e facciamo qualche ripresa mentre siamo in salita, sempre sulla solita via degli Alpini. Beh, direi che lo spettacolo è notevole. Ho appena beccato uno che veniva in giù, che mi ha detto che lui ha fatto ancora 200 metri e poi è tornato indietro. Vabbè, finché si può andare vado. Wow, fantastico. Ok, qua si fa decisamente più impegnativa per il porta e anche un po' ghiacciatella, direi. Comunque c'è stato un sacco di gente che tornava in giù. La cosa fantastica è che sia nel silenzio più assoluto, solo il rumore delle ruote sulla neve e sul ghiaccio. Che bel peggio. Oh dai, che ci sono le tracce, si riesce. Vabbè, con la neve si perdono tutti i riferimenti di dove si è. Tutto uguale. Grande. C'è un sacco di neve. Cerchiamo di seguire le tracce. Freddo, punge. No, vai. Rivalutiamo la situazione. Perché bisogna prendere le corsie. Oh, boh, ma... Ok, torniamo indietro per la stessa strada perché a un certo punto ho trovato mezzo metro, no, abbondante di neve e non si riusciva più ad andare avanti. Wow, spettacolo. Ma insomma, wow, yeah. Ok, qua è ghiaccio.
Questa bella salitina. Simpatica. Un po' di discesa. Grazie. Sempre essere gentili. Bene, abbiamo cambiato l'angolo da lineare e orizzonte, l'abbiamo messo ampio. Vediamo un po' cosa cambia. Ok, ci siamo. Andiamo a tirare le conclusioni della giornata. Sono finito la posa, ho fatto un po' di piano lì, dopodiché c'era tipo 1 metro di neve. Mi sono inzozzato finché basta. Poi ho trovato un sacco di gente lungo la strada. È stato divertente. E adesso rientriamo a casa, sperando che Laura non abbia combinato altri pasticci. Alla prossima, ciao!